salsiccia è la nostra produzione di animali e produzione dei nostri mani. Quindi tutta produzione propria, locale. Sì, locali. I maiali lo concede Begaria. E qui invece cosa stiamo uscendo? Ragione, sempre di maiale, di Vitalia. Tortini di maiale. Sempre di Vitalia. Sempre di Begaria. A Fiume Venezia. Sta del lardo e vino, salsiccia, costolette, tutto quello che si fa nella macelleria. E già c'è un profumo che arriva molto lontano. Sì, E vediamo certo. tante persone sono in fila per gustare queste specialità. Sì. Li possiamo gustare anche con il panino? Sì, certo. Soprattutto Ci mancherebbe. Forse ci sarebbe qualche pane. Ecco, queste Panini no? panini. Panini. Tu ti occupi proprio della cottura? sì. Questo ragazzo. Sembra facile però non lo è, perché bisogna stare attenti, non bisogna no. distrarsi. No. Non è facile proprio. Stiamo aggiungendo un po' di acqua? Sì, se no si abbrucia. Per non fare bruciare la carne. Il segreto è una cottura un po' lenta, esatto, giusta? Sì. Amici, fateci sapere allora cosa ne pensate. Anche che i giovani riescono a portare avanti le vostre attività. Esatto, giusto. Siete Dobbiamo soddisfatti? dare spazio ai giovani. Auguriamo che abbiamo la forza di continuare, Di continuare sempre avanti. a lungo. Invitiamo tutti a scoprire questi borghi perché qui si vive bene, si mangia bene, ma soprattutto c'è l'ospitalità siciliana, vero? Insomma, ci adattiamo. Ecco. Grazie, salutiamo e invitiamo a tutti a venire qui a Fiume di Nisi, grazie. Va bene, arrivederci. grazie. Vuole lanciare un invito a tutti gli amici che ci stanno guardando per venire a visitare questo borgo? Ma certo, è bellissimo, ci sono delle belle prelibatezze, passa una serata diversa sono cose belle queste, cerchiamo di portarla avanti. Carne genuina e tutti i prodotti sani e genuini al 100% del territorio. Un caro saluto a Bella Sicilia e Onda TV. Grazie, ciao a tutti!